Che cosa sta succedendo in Veneto? Beh, che i medici a cui ci rifacciamo noi sono i medici trasfusionisti che operano all'interno dei centri trasfusionali, mancano e mancheranno sempre di più perché vanno in pensione e non riescono a trovare i sostituti. Ma l'emergenza negli ospedali si presenterebbe anche in diverse altre corsie. L'emergenza c'è con gli anestesisti, c'è con i pediatri, ortopedici, chirurghi, medici del pronto soccorso, praticamente un po' dappertutto. Queste sono le prevalenti specialità, ginecologi, anche ginecologi. Il 2022 è definito l'annus horribilis, così da Avis e dall'Associazione Medici Dirigenti del Veneto, per i quali si registrerà un dato su tutti, meno 1000 medici rispetto agli attuali 8550. Dal punto di vista della donazione del sangue, il disagio si traduce con un calo di oltre 6.000 donatori rispetto all'anno scorso a causa degli intoppi burocratici, cioè con i medici mancano anche OS e infermieri. C'è bisogno di sangue, i donatori invecchiano come i medici, sono sempre meno, i giovani viaggiano, non è che i giovani non hanno voglia di donare, però vanno all'estero. L'appello alla politica regionale e nazionale. Di aprire l'accesso alle assunzioni, quindi ai concorsi pubblici, agli specializzandi degli ultimi anni, all'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, in modo che si possano inserire negli ospedali e tamponare questa situazione che sarà difficile da gestire.